Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura lutto nel mondo del calcio e ci lascia all'età di 59 anni Totò Schillaci. Il simbolo di Italia 90 era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo. Dopo un leggero miglioramento che ha fatto sperare in una lenta ripresa, la situazione invece è precipitata fino al decesso. Orrore a Palermo, dove una donna è stata sequestrata, torturata, minacciata di morte e abusata sessualmente dal compagno per ben 20 ore. La vittima, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, è riuscita a scappare allertando il 112 e facendo scattare l'intervento dei carabinieri. Così il 42enne è finito in manette. Truffe e reati fiscali, confiscati beni per oltre 12 milioni di euro a un noto imprenditore messinese. Nei guai anche un pregiudicato, attualmente detenuto, che aveva accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari. Ci spostiamo adesso nel catanese ed esattamente a Vizzini, dove un 45enne è rimasto gravemente ferito a seguito di un incendio divampato nella propria abitazione. Medicato poi nel centro Grandi Ustioni del Cannizzaro, è stato poi trasferito per le sue condizioni di salute nel reparto di rianimazione. È in chiusura arrestati 2 soggetti che con un drone avrebbero tentato di far entrare nel carcere di Caltanissetta droga e cellulari. Nell'auto sono stati trovati anche 5.000 euro in contanti nascosti sotto lo sterzo. Secondo le indagini sarebbero il compenso per il pilota del drone. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!